Valori e attualità delle imprese cooperative sono state al centro dell'Assemblea regionale di Confcooperative a Casarsa, presso la sala riunioni della cantina cooperativa, la più grande della regione. La cooperazione non è affatto stagionata o morta, è viva e vegeta. E se le relazioni umane e sociali sono sempre più complicate, c'è tanto più bisogno di un'impresa di comunità, forte e radicata nel territorio e nei valori, che non delocalizza né occupazione né i profitti. Lo ha detto Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'assemblea. Mentre il presidente nazionale Maurizio Gardini ha voluto ricordare come in questi anni di crisi la cooperazione ha avuto una funzione anticiclica senza impatti negativi per l'occupazione. Ora è venuto il momento di dare una rinnovata spinta al comparto con una nuova legislazione settoriale che punti allo sviluppo e che metta al primo punto la legalità, in contrasto con le false cooperative.